Ragazzi, siamo nella palestra di Luigi Colbax. Passavamo da Vicenza e siamo venuti a salutarlo. Sta alle Canarie, quindi i surfisti lo invidieranno e lo invidieranno anche i bodybuilder che mi seguono, perché guardate quanto è grosso, campione di bodybuilding e quindi ex campione. Campione rimani perché i titoli ci sono, campione sei campione. E dici qualcosa di te e poi faremo 2 chiacchiere sul mio sport e il mio obiettivo. Ma se dovessi definirmi in poche parole, direi che io sono una persona che ha fatto una marea di errori, ma se sono quello che sono è anche grazie agli errori che ho fatto. E per carità, fermo restando che dagli errori si impara, o comunque c'è l'opportunità di imparare, io voglio usare la mia esperienza per aiutare le persone a non farli, o almeno non a fare i miei, o a farli come i miei. Di solito chi fa divulgazione racconta le cose che sa fare bene, allora le cose sono 2: o io so fare bene gli errori, o io non racconto quello che so fare bene, ma racconto appunto gli errori che ho fatto nel cercare di fare bene qualcosa, in modo appunto da non fare ripetere alle persone. Come vedete ha la caratteristica che contraddistingue i campioni, cioè la modestia, perché i campioni sono modesti. Lui poteva parlare delle sue vittorie, invece ha parlato dei suoi errori. Vorrei adesso approfittare per fare 2 domande a Luigi legate al mio obiettivo, al mio sport. Quindi, come sapete, Se non sei un bambino. no, io per verità, Luigi grosso, alto, non è quello che si tiene mai in paura. Luigi non fa sempre, però sta testiando. Questo in realtà è mai non piace. Questo è l'errore più grosso di Luigi, non fare sempre tante canale. E quindi collegandoci al fatto che, come sapete, la mia impresa, perché come potete fare, serve bodybuilding a livello competitivo dello stesso anno, quali possono essere le tue opinioni su quanto faccio di cosa, quindi non ci ho parlato al telefono, dopodiché anche al pubblico, e quali sono dei tips che puoi dare a livello che sia di allenamento, che sia di dieta, di piccoli tips per chi vorrebbe fare tutte e 2 le cose. Partiamo dal fatto che io per carattere ho sempre visto l'attività fisica come un miglioramento della funzionalità del corpo e delle abilità umane. Il fatto che uno faccia più di uno sport per me è, tra virgolette, considerato normale, perché è giusto fare anche uno sport, magari impegnarsi in quello, tuttavia l'importante è appunto vivere un corpo sano e funzionale. Quindi vado a fare 2 sport, vado bodybuilding e surf, ma benissimo, okay. Tra l'altro io nel 2007 avevo appena vinto 2 tornei per la seconda volta e ho deciso di fare la maratona di New York. Quindi ancora. Poi non ci sono riuscito perché era troppo innestato, però per dirti l'idea era quella. Comunque 200.000. Esatto, infatti come medico sportivo mi spiego questa cosa. Per uno che tira sui 100 kg di stacco da terra non può fare 40 km correndo a piedi, capisci? Cioè, se sei nato elefante non sei una cazzella. Va bene, però quello che importa, adesso parliamo sugli estremi, quello che importa è appunto allenare le abilità motorie, quindi bello essere bodybuilder, muscoli sviluppati, masse importanti, però anche essere mobili, anche essere veloci, anche essere agili, anche avere equilibrio. Quindi l'agilità, la coordinazione e l'equilibrio nel surf, no, in primis. La mobilità, che ci piaccia o no, ci serve fino all'ultimo giorno, assolutamente, più muovi siamo e meno energia spendiamo per muoverci, quindi personalmente se vogliamo. Bodybuilding per una questione estetica, quando uno c'ha il suo gruppo di amici più per esatto, come sono un po' più per Poi è che funziona sempre. Invece io la gamba non fa, tu la gamba io di gamba sono piccolo, perché tornando al discorso funzionale del surf, però ho più agilità se la notata ma infatti io facevo le arti marziali e ho smesso di farle perché mi dicevano guarda che se vuoi sviluppare le gambe non puoi continuare a fare 2 ore di kung fu al giorno. Ecco,
per forza, cioè magari sviluppi comunque muscolarmente, ma non tassi. Sì, ma non hai una competizione, ecco, dove è arrivato poi nel 2002, che è una competizione che è stata. Beh sì, cioè, Sì, la fanno ancora, ma non è pasti. Mi ricordo che fu ospite anche Ronnie Coleman. Sì, nel 2001. Ed è comunque una gara internazionale con forti presenze, forti aderenze da tutti per Europa del mondo. Quindi sì, adesso è tornato una gara nazionale. Però nel 2007 quando io ero in quindi lui ha vinto a fronte di competitor stranieri da tutto il mondo, quindi lo vedete come adesso era ancora di più, non tanto quanto basta, ma un po' di qualità. Sì, erano anche 12 anni fa. Beh, insomma. E niente, i consiglio che mi sento di dare è, a prescindere dal tipo di sport, di attività fisica che una persona fa, per forza di cose va abbinata una alimentazione adeguata. Il punto è che non è così semplice beccare giusta quell'alimentazione adeguata e sono avvantaggiate le persone ortoressiche. Ortoressico non è un'offesa, io non la conosco. Ortoressico è un termine che indica una persona ad apparecchiarsi il controllo. Nel caso specifico controllare quello che mangia, pesare tutto, misurare tutto in maniera quasi maniacale. Questo aiuta ad avere dei risultati maggiori. Però se la maggior parte delle persone è come me, che mi piacerebbe, lo faccio anche, però se posso non lo faccio, ecco, le cose sono due. O vi mettete fuori in pace e sapete che avrete dei buoni risultati, ma quelli sono per il vostro stile di vita, oppure dovete diventare autoressici. Questo è fondamentale. Perché poi lo devi controllare i pesi, le cose fondamentali, perché pesare quello che mangi. Sì, perché quello che controllo conosco, quello che non controllo suppongo. Cioè se io ho i 40 km dell'automobile e so che devo andare a 130 all'ora e ce l'ho e lo vedo, controllo, lo so. Se io non ce l'ho, suppongo che sto andando a 130, ma se vado a 140 prendo la L'esperienza però mi porta poi a poter fare anche un po' una volta. Assolutamente, l'esperienza. Rimane il fatto che per quello che insomma l'esperienza è vero che ci sono campioni che riescono a occhio a fare ad avere dei grossi risultati. La mia domanda è: ma se tu avessi pesato, chi mi dice che non avresti avuto ancora di più? E comunque, ammesso il processo che tu, campione, sei capace di avere il risultato che hai senza misurare, applausi, io ho provato a fare come facevi tu, campione, non ce l'ho fatta. Perché sei ortofrutticolo. Non c'entra niente, però io sono ortofrutticolo, no, non è vero. Una cosa sul surf, allora, in realtà abbiamo già fatto le prove, quindi magari lo sa già. Un surfista famoso. Kelly Slater. Tengo a dire questo aneddoto. Kelly Slater ha vinto 11 titoli mondiali, per cui è il surfista in assoluto che ha vinto più titoli mondiali. Ed è anche tuttora il surfista più anziano della storia che gareggia. Perché Kelly Slater è nel top 10 mondiale, insieme per esempio all'ex campione mondiale Gabriel Medina che ha 26-27 anni. Kelly Slater ne ha 44, 45, 44-45. E il fatto è che manovre aeree, dove bisogna di molta più elasticità, legate più alla muscoli del surf, nonostante abbia questa età, è un outsider. Però questa cosa sta crescendo, cioè chi ha iniziato a fare surf in quella generazione lì va oltre, e questo potrebbe legarsi anche al mondo di quel sport, no? Col provenire della scienza, può essere, ma io sono molto dell'idea che l'outsider c'è, ma si chiama outsider proprio, c'è il mondo, poi c'è il vuoto e poi ci sono gli altri. Vabbè, ecco, io voglio provare adesso per dire che io so anche, come si chiama, l'ex quello della Francesco Totti, devo dire, sarà un outsider, però anche lui c'è tutto. 44 anni, tanto alta, cioè da me 44 anni, io guardavo un documentario l'altra sera sugli sportivi vegani e c'era questa ragazza, secondo me però era della squadra americana del ciclismo su pista. Sono andate alle Olimpiadi di, adesso non vorrei dire
stupidaggini, mi sembra di vorrei dire Londra, ma comunque non tanto tempo fa, e per la prima volta la squadra americana ha vinto sulla squadra australiana, di solito vincevano tutti in quella specialità lì, e lei c'era 39 anni e si considerava appunto che fosse una cosa fuori dagli schemi immaginabili, e stiamo parlando di 5 anni, no? Da 30 a 35 c'è una differenza, 35 a 40 un'altra, cioè io credo sempre. No, però diciamo, non è proprio di tipo di sport, no? Il surf però non di stress e poi il calcio, per molto è diverso. Vabbè, io non proprio nulla. Sui pericoli non ci tenevo a dire un episodio, una bodybuilder over 40 anni, con un fisico pazzesco, Quella tricolore e di colore americana, è una nostalgia. è una, però secondo me outsider sei anche secondo me. Mi piacerebbe dirti di sì, Un po' Ma- ma siamo portato a dei problemi. guarda, tu credi che io lo voglio? Ok. Cioè io lo voglio tutti i giorni, perché io nella mia testa sono rimasto che ho 25 anni, ma il mio corpo mi ricorda che non è così. Quindi io lo voglio, faccio di tutto perché la cosa si succeda, ma non sono consapevole. Un po' lo devi volere, Sì, un po' lo devi essere. Chiudiamo con il tuo film preferito sul set. Vabbè, poi Poi il break. Una volta parlavo con lei con loro con i capelli lunghi e mi disse sempre praticamente Bobby e poi il break, non ti piace con i capelli lunghi. adesso sì, io faccio i capelli lunghi neri, mi farei sembrare 40. Io, Quello che si butta giù dalla cascata all'ultimo. Ah, ecco, tu dici nel remake. Nel remake mi è piaciuto spettacolare riprese, ma non è quel fascino del primo. E niente, questa piacevole conversazione ci sentiamo. Un piacere, È grossissimo, formissimo. Ciao ciao.